Manca all'appello un volume significativo d'acqua. Da agosto 2021 ad oggi abbiamo accumulato un deficit di circa 660 mm mediamente nel Veneto, e, tanto per dare un'idea, è metà di quanto in media piove sul Veneto in un anno. Quindi è un deficit che non recupereremo in tempi brevi, se anche comincerà a piovere, diciamo, nelle medie stagionali. È il dato drammatico da cui si è partiti all'evento organizzato dai gestori idrici di Acqua in Rete Bacchiglione, organizzato nell'Ose di Villa Verla. L'evento apre la settimana di iniziative dedicate alla risorsa idrica in concomitanza con la Giornata Mondiale dell'Acqua, istituita nel 92 dalle Nazioni Unite. La scelta e la visita delle risorgive che alimentano il fiume Bacchiglione è stata voluta proprio per sensibilizzare e toccare con mano lo stato di allerta in cui si trova il Veneto e il Vicentino nella prospettiva di programmare le scelte future. Servono servizi interconnessi e la collaborazione tra i vari gestori per affrontare uniti la siccità e la realizzazione di nuovi invasi, diversi dai bacini di laminazione fin qui realizzati. Sicuramente dobbiamo pensare a sistemi di accumulo di varie dimensioni, ma soprattutto che operino in maniera interannuale, perché l'acqua manca nelle stagioni piovose, quindi dobbiamo averla messa da parte in precedenza. Noi abbiamo creato assieme a Ceche Sapiense, Viacqua e Ceche Sapiense, questo parco dell'acqua. Sono 50 ettari. Vedete, qui sono evidenti i segni della falda che si sta abbassando. Chi aveva l'immagine qualche anno fa sicuramente avrebbe visto l'acqua decisamente più alta, ma questo è il luogo dell'educazione, è il luogo della formazione, è il luogo dove vogliamo dare anche ai cittadini, a tutti coloro, l'idea, diciamo, di quello che sta avvenendo. Ecco, questo, diciamo, è il convegno. E il convegno è anche mettere insieme aziende per gestire con maggiore efficienza la risorsa acqua.